Ascoltatori. Senta, lei si candida dunque nella lista del magistrato Antonio Ingroia, Rivoluzione Civile, così? L'Italia dei Valori, con senso di responsabilità, insieme ad altri partiti, ma soprattutto alla società civile, a professionalità, movimenti e associazioni, ha deciso di creare un'alternativa a tutti coloro che non credono alle panzane di Monti e a quelle persone che per 50 volte gli hanno dato la fiducia e oggi dicono che non va bene quello che ha fatto. Ripeto ciò che avete detto voi fino a un minuto fa, perché voi fino a un minuto fa avete detto che Monti ha detto che quel che non ha potuto fare è per colpa dei lavoratori, dei sindacati e di coloro che si sono opposti alla sua politica. Ma sapeva la maggioranza bulgara in Parlamento, perché non ha fatto quel che ora dice di voler fare? La verità è una sola, che in realtà il governo Monti ha fatto pochi ricchi e troppo più poveri ancora. Per questa ragione un'alternativa di maggiore uguaglianza sociale, giustizia sociale, dalla parte dei soggetti più deboli e più onesti, l'Italia dei Valori lo fa con uno impegno ulteriore. Non solo Italia dei Valori, ma rivoluzione civile, perché una rivoluzione civile c'è bisogno che metta insieme coloro che non si vogliono far più abbindolare, prima da Berlusconi, poi da Monti. Ma quindi e Bersani, se ha visto, avete visto cosa gli hanno fatto? Bersani ha dato 50 volte la fiducia a Monti e adesso si è reso conto che quello vuol fare una politica diversa da quel che vuol fare il Ma lei pensa di sciogliere il movimento dell'Italia dei Valori in questo movimento di rivoluzione civile? L'Italia dei Valori non ci sarà più? L'Italia dei Valori c'è e c'è più di prima, così come ci sono le altre associazioni, movimenti, società civile, ma tutti insieme, perché l'unione fa la forza e perché bisogna costruire un'alternativa che non sia solo di protesta, ma sia appunto una rivoluzione civile che faccia capire che il bue non può dire cornuta all'asino. Monti in questo anno che ha governato non ha fatto quel che dice che bisognava fare e che si ripromette di fare la prossima volta, e questa volta aveva in Parlamento soltanto l'Italia Valori all'opposizione. E nel prossimo Parlamento, onorevole Di Pietro, nel prossimo Parlamento, se nessuna coalizione di quelle che si presenteranno avrà una maggioranza chiara a Camera e Senato, che cosa farà questo movimento di rivoluzione civile? Che cosa immaginate di fare? L'Italia dei Valori all'interno di questo movimento civile, di rivoluzione civile, tutti noi di questa rivoluzione intendiamo portare in Parlamento una voce diversa dai tecnocrati, da coloro che vogliono far quadrare i conti, da quelli che sono i più deboli e più indifesi nel dover pagare il conto, e soprattutto vogliamo denunciare questa ipocrisia di persone che dicono che vogliono ridurre le tasse mentre l'aumentano, che dicono che vogliono fare il bene del Paese mentre si riciclano una volta Ma dietro l'altra. pensate di partecipare a coalizioni di governo nel prossimo Parlamento, eventualmente, con il PD per esempio? Ma io credo che il Partito Democratico debba profondamente interrogarsi su che percorso programmatico e politico deve portare avanti. Noi gli diamo un'alternativa, quella di una centrosinistra progressista che sta più vicina ai più deboli e ai più onesti. Se però loro si vogliono alleare con il centrodestra ancora una volta per portare avanti la politica dei banchieri, la politica di Oltretevere o la politica dei tecnocrati, allora ci rivolgiamo agli elettori del centrosinistra: date forza a questa rivoluzione civile, perché qui in alternativa a noi rimane soltanto la protesta violenta. Grazie. E noi questa la vogliamo evitare. Grazie onorevole Di Pietro. Certo.